Quarta corsa, cavalli di 2 anni che non abbiano vinto 2000 euro in carriera. Sono in 12 al via. 1 Bucefalo Lance, 2 Brina di Risaia, 3 Brabus Rocket, 4 Billy Pan, 5 Blackstone Luby, 6 Barbara Sun in seconda fila, 7 Baila Queledi, 8 Bye Bye Fai Fili F, 9 Brooklyn Bread, 10 Blue F dei Greppi, 11 Bike dei Ronchi, 12 Badoglio Luis, l'errore di Billy Pan. Numero Veloce 4 Brina di Billy Risaia Pan che squalificato. cerca di scavalcare Bucefalo Lance, manovra che riesce, quindi va in vantaggio la lieva Numero di Francesco 7 Facci. Baila coi Lady squalificato. Rompe anche diversi cavalli, tra cui anche abbiamo visto Bye Bye Fili F, intanto 200 metri in 15,3 con si presenta il numero 6 di Barbara Sun con Antonio Velotti e scavalca la battistrada, quindi al comando ora Barbara Sun dopo 400 metri passati in 31,4, questa figlia di Macho Gams, Antonio Velotti in sulchi, mentre vediamo che Andrea Baveresi non perde tempo e sposta al largo Bucefalo Lance che era terza alla corda e va all'esterno. Arriviamo al paletto dei 600 metri in 48,5, 17,1 la curva, in vantaggio sempre Barbara Sun, Bucefalo Lance all'esterno. Lungo la corda è il 2 di Brina di Risaia, poi vediamo al largo anche Antonio Greppi con Brooklyn Bread. Terzo è la rimessa Bye Bye Fili F davanti a Blef dei Greppi, il giro in 1,4 appena abbondante, 15,6 qui davanti alle tribune, sempre in vantaggio Barbara Sun, lieva di Agostino Castaldo, con all'esterno Numero Bucefalo 5 Lance, Black curva in Star 15,5, Ruby squalificato. primo chilometro passato in 1,19,6, Numero retta di là 3 con Bucefalo Brabus Lance che Rocket attacca all'esterno, squalificato. sempre lì seconda la corda Brina di Risaia. Di fuori Brooklyn Bread, retta di là passata in 15,5, ora l'allievo di Andrea Baveresi fa sul serio e passa in vantaggio, l'avversario è Brooklyn Bread che avanza al largo. Numero 10 Blef dei Pioggia di Greppi rottura intanto, squalificato. ultima curva passata dal figlio di Xluacaf in 15,9, deve arginare l'attacco portatogli da Brooklyn Bread che si butta di dentro, poi ancora Brina di Risaia e Bye Bye Fili F, ma Bucefalo Lance viene a vincere sicuro. Al secondo posto Brina di Risaia su probabilmente Bye Bye Fili F che torna bene dopo l'errore battendo Brooklyn Bread. 1,17 la media al chilometro, 15,4 la retta d'arrivo, la prima vittoria in carriera per questo Bucefalo Lance, un figlio di Exploit CAF del signor Gianluca Guasti, il training e la guida di Andrea Baveresi. La quota di 3,13, rivediamo la lotta per le piazze, sicuramente seconda è Brina di Risaia, mentre per il terzo erano molto vicini, ma è il numero 8 di Alessandro Gocciadoro, Bye Bye Fili F, la debuttante, che coglie il terzo posto su Brooklyn Bread.